Categoria ED sul miglio, 7 al via, 1 Eclissi BFC, 2 Enterprise AS, 3 Denise Dorial Mail, 4 Brigitte Rock, 5 Brivio d'Elite, 6 Emanuela Caff, in seconda linea 7 Cocis MP. Pronostico che vede in chiusura Cocis MP, favorito, numero 7 Emanuele Matteini, macchina che accelera, è veloce Brigitte Rock ad assumere l'iniziativa nei confronti di Enterprise che cerca di opporsi. Si oppone Enterprise a Brigitte che deve prendere in mano e cercare posizione alla corda che non c'è, perché serra sotto cavallo alla corda, mentre viene dritto invece Brivio d'Elite. Con decisione Brivio d'Elite si porta all'attacco di Enterprise AS, 400 metri svelti in 29,5 con Brivio che passa a condurre su Enterprise. Completamento dei 600 in 44,5. Più indietro in terza posizione rimane Denise Dorial Mail, mentre avanza all'esterno Cocis MP. Cocis gradualmente cerca di avvicinare i primi, ma l'andatura è piuttosto svelta, 59,5 con 15 davanti alle tribune. Cocis MP non riesce a progredire più di tanto dopo 1 chilometro in 1,14,6. Si mantiene in seconda posizione Enterprise S davanti a Denise Dorial Mail. Ora Cocis MP cerca di dare consistenza alla propria azione. Cavalli che affrontano i 400 conclusivi con Brivio d'Elite in vantaggio su Enterprise S. Cocis che si avvicina. Denise Dorial Mail in terza posizione alla corda davanti a Brigitte Rock. Cavalli ormai al completamento della piegata con Brivio d'Elite che ha preso netto margine di vantaggio e in arrivo si invola per vincere nettamente sullo stesso Cocis MP che finisce buon secondo, mentre al terzo è Denise Dorial Mail che batte Enterprise S 13,3 era uguale conclusivo con 28,7 a chiudere. La vittoria per un Brivio d'Elite davvero apparso al top dopo la recente buona prova a Treviso. Brivio d'Elite ritorna alla vittoria. Vincenzo Luongo in sediolo per conto di Gennaro Casillo e della scuderia Opitergium.